Con questa mozione e con questa discussione ovviamente arriviamo alla fine di una storia lunga di diversi anni. Provo a mettere velocemente in ordine gli elementi per provare a spiegare il contesto nel quale ci muoviamo. L'idea insomma di intervenire sui tetti di spesa del comparto sanità nasce nel lontano 2015, in una fase storica molto diversa. Siamo agli anni in cui gli assessorati alla sanità di diverse regioni di questo Paese erano commissariati dallo Stato perché i conti in ambito sanitario erano totalmente fuori controllo, e allora si decise di provare a costruire dei meccanismi che mettessero in ordine o che mettessero sotto controllo la spesa pubblica, in particolar modo delle regioni, e in particolar modo in ambito sanitario. Così nasce quella norma che però non a caso non viene... ricordo che rispetto a quel livello di controllo della spesa pubblica, che ammonta ad oggi, dai calcoli che facciamo a posteriori, a circa 2,2 miliardi, il Veneto ha sforato quel tetto per oltre il 10%. Cioè a livello nazionale, di fronte a un tetto di spesa posto a livello nazionale, la nostra regione l'ha sforato per il 10%. E diciamo è una fase storica molto diversa, è complicatissimo oggi andare a individuare le ragioni per cui quello sforamento c'è stato, ma eravamo in presenza di una legge dello Stato vigente che la Regione del Veneto in ambito di spesa sanitaria ha sforato. Questo è un dato di fatto. Vero che riusciamo a quantificarlo recentemente, quando ha ragione Soranzo, il governo Draghi, se non ricordo male il ministro, anzi l'abbiamo appena controllato, dell'economia era un certo ministro Franco, il ministro dello sviluppo economico era un certo ministro Giorgetti, quindi diciamo in una fase in cui, a parte Fratelli d'Italia, tutti i partiti erano rappresentati al governo, si decide di riattivare quel decreto che pareva dormiente. Se vi ricordate bene, sono certa che all'assessore Calzavara questo passaggio non sarà sfuggito, in occasione della discussione sul bilancio di previsione, insieme alla vicepresidente Bigot, sollevammo esattamente questo problema, cioè chiedemmo all'assessore, senza avere risposta, cosa avrebbe fatto la Regione del Veneto nel momento in cui sarebbe arrivato o dovuto arrivare al vedo rispetto alla questione del payback sanitario. E oggi con questa mozione proviamo a risolvere un problema che, guardate, direttamente o indirettamente si rovescia addosso a tutti. Si rovescia addosso alle imprese se saranno costrette a pagare rispetto ad una legge del 2005 e rispetto alla responsabilità della Regione di aver sforato. Si rovescia addosso al governo attualmente in carica, che si è ritrovato a dover affrontare una questione che ha già in parte finanziato con 1 miliardo, ma che rischia di dover finanziare almeno con altrettanto, e da quello che vedo io risorse per interventi di questo tipo ce ne sono veramente poche. Apro e chiudo parentesi, al netto della questione payback sanitario, non so se ve ne siete accorti, in questo Paese abbiamo un problema grande come una casa che si chiama spesa sanitaria, perché il 1,2 miliardi che manca per coprire la spesa del payback è una goccia nel mare delle risorse che all'Italia mancano e che questo governo non stanzia per il comparto sanità, quindi difficile che il governo sarà in grado di intervenire qui e di lasciare fuori tutto il fondo sanitario nazionale da un rifinanziamento che è sempre più indispensabile. Quindi c'è un problema di scarsità di risorse in ambito sanitario e c'è la grande questione, il terzo soggetto è la Regione del Veneto, perché o le imprese o il governo, quindi il Paese, o la Regione del Veneto, che per quel poco che ci capisco io di bilancio, di 220 milioni che avanzano non li ho proprio visti. Quindi guardate, noi possiamo giustamente costruire le condizioni politiche per elaborare una posizione comune che individua il problema, ma dobbiamo avere ben chiaro che la soluzione passa attraverso il fatto che uno di questi tre soggetti deve trovare i soldi. O li trova lo Stato, o li trova le imprese, o li trova la Regione del Veneto. Lo dico perché delle volte abbiamo la tentazione in questo Consiglio regionale di pensare che basti mandare la palla in tribuna per sperare che qualcuno risolva i problemi al posto nostro. L'abbiamo visto pochi minuti fa con la discussione sulle borse di studio, no? Non ce le abbiamo noi, i soldi li trova il governo. Ho come l'impressione che un conto siano 17 milioni per le borse di studio, un conto sia 1,2 milioni per il payback sanitario.
Quindi ovviamente abbiamo fatto un lavoro, e chiudo Presidente, ringrazio anche il presentatore Valdegamberi per aver provato con noi, con il gruppo di Fratelli d'Italia, a costruire le condizioni per un testo condiviso. Sappiamo che da qua a fine ottobre, quando la vicenda troverà la soluzione, dobbiamo metterci nel mezzo e capire insieme chi di questi tre soggetti dovrà farsi carico del problema. Noi siamo disponibili a fare la nostra parte. Grazie.